Il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, benedice il pane donato dall'Associazione Panificatori durante la Santa Messa per il patrono San Michele celebrata nel Duomo di Mestre. Il primo pane di cui si abbia certezza, ritrovato in Giordania, risale circa al 12.000 a.C. ed è difficile pensare ad un alimento che rivesta più importanza e trasmetta più suggestione del pane. Per 2 giorni Mestre è diventata capitale dei panificatori d'Italia, con la manifestazione Pane in Piazza nell'ambito della Kermesse Saor, Saperi e Sapori veneziani in festa. Il tema che noi abbiamo affrontato è un tema che è sentito, ha una storia antica e soprattutto ha un futuro che è legato alle tradizioni, è legato al cibo, ma il cibo è quello proprio l'ABC del nostro modo di stare in comunità, stare assieme. È quella che è poi la tradizione fortemente cattolica della nostra storia, ci porta a fare un binomio che è un binomio che non può essere in nessun modo diviso. Proprio il pane nelle religioni è stato il tema di un convegno voluto dall'Associazione Panificatori in collaborazione con la Confcommercio Metropolitana. Sul chiosco delle Menove, dove ho visto i 3 rappresentanti delle religioni ebraica, l'Islam e cristiana, che si sono raccontati su quello che è il rapporto della religione con il pane, e comunque alla fine non so, mi sembrava una cosa sola, quindi abbiamo unito 3 religioni con un unico prodotto, il pane. E poi protagonisti sono stati i maestri dell'arte bianca provenienti da tutta Italia, impegnati in Piazza Ferretto sia nel laboratorio di panificazione che nell'area didattica per informare i consumatori sulle proprietà del pane. Il pane è proprio simbolico, però vorrei ricordare che è anche l'idea di una trasformazione artigianale, industriale che facciamo in Italia e che mette in evidenza l'importanza della nostra produzione agricola, e per cui tutti quei lavoratori che spesso non vengono neanche ricordati, ma che fanno il lavoro duro nella terra, e sono quelli tra l'altro che ci fanno mangiare e ci fanno vivere.